Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Abbiamo seguito la Maratonina dei Borghi di Pordenone, edizione numero 16. Il servizio. Keniano Dickson Niakundi e una etiope Asmera Wolkeba sono i vincitori della 16ª edizione della Maratonina dei Borghi Città di Pordenone, organizzata dalle associazioni Equipe Athletic Team di Luciano Sgrazzutti, affiancato dal direttore tecnico Roberto Belcari, e dalla Maratonina Pordenonese presieduta da Aldo Vignocchi con il patrocinio del comune. La Maratonina dei Borghi ha registrato un buon numero di runner, quasi 300 i classificati, mentre altrettanti hanno affrontato la non competitiva a passo libero. Una mattinata fresca e soleggiata, una ottantina tra volontari, protezione civile e alpini a presidiare il percorso hanno favorito ritmi veloci e gli africani non si sono fatti pregare, imprimendo fin dall'avvio un passo insostenibile per tutti. Per la verità Dickson Niakundi è rimasto poco in compagnia. A un quarto di gara era solo nella sfida contro il cronometro per abbattere il record del percorso, fallito per una manciata di secondi. 1 ora 1:48 il suo tempo, 1 ora 4:39 quello del secondo. Frederick Kiptoo 1 ora 7:19 per Roger Maio della Podistica Torino, per un podio tutto keniano. Tobia Beltrame della Trieste Atletica, con il suo quarto posto in 1 ora 8:51, è stato il primo italiano al traguardo, seguito al quinto posto da Steve Bibalo, Sportiamo, che ha terminato in 1 ora 12:52. Dal settimo al decimo posto nell'ordine altri 4 atleti regionali: Mattia Rizzo e Matteo Sabbadini, Sportiamo, Giovanni Iommi, GP Livenza Sacile e Giacomo Bruno, Podisti Cordenons. Più incerta la corsa rosa, con 3 atlete praticamente sullo stesso piano ad alternarsi al comando, dove alla fine a spuntare per prima sul rettilineo finale di piazza 20 settembre è stata l'etiope della Podistica Torino Asmera Wolkeba, che ha concluso in 1 ora 14:21 davanti alle keniane Rona Niaboke, Ran Tugeda 1 ora 15:04 e Zipora Kingori 1 ora 15:16, anche lei della Podistica Torino. Quarta piazza per un'altra keniana, Esther Vaveru dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, mentre al quinto posto, prima atleta italiana e regionale, è stata Alessandra Simoncello dell'Atletica Leone San Marco. In sesta e settima posizione rispettivamente le nostre Antonella Franco, Aldo Moro Paluzza e Greta Dalmagro, GP Livenza Sacile. Abbiamo raccolto le parole di un soddisfatto Luciano Sgrazzutti, presidente dell'Equipe Athletic Team, e quelle del vincitore e della vincitrice. Al microfono di Cesare Ballaben. Ascoltiamo. Siamo qui ormai all'arrivo della 16ª maratonina. Abbiamo avuto un tempo straordinario da parte di un keniano che è quasi riuscito a vincere e ha vinto e a superare anche il record della maratonina. Abbiamo organizzato questa corsa qui dopo un anno difficile e siamo davvero soddisfatti perché è riuscita proprio nel modo migliore, sia come sponsor, sia come tempo, sia come aiuto da parte dell'amministrazione. Quindi possiamo solo ben sperare per il futuro. È stato un momento da superare, l'abbiamo superato e adesso anche i numeri ci danno
ragione. Abbiamo con noi Dickson Nyakundi, straordinario atleta del Kenya, vincitore quest'anno di ben 6 mezze maratone in Italia. Ha corso per 3 volte sotto i 61 minuti. Quest'oggi ha vinto l'edizione 2022 della Maratonina di Pordenone correndo in 61,47, che è il secondo tempo di sempre nella storia della gara. Are you happy today for your performance? Yes, actually, I'm very happy for today's run. The course no is very fast. There are a lot of curves and some uphill. Yeah, the course is not very vast as usual. That's for the first 10K, although there are some corners. Then the second, they are uphill, and also it's not straight. That's tremendous. Dice che appunto la corsa non è delle più facili perché ci sono tante curve e alcuni saliscendi che quindi hanno appesantito un po' il tempo. The time of today is the second in the history of the race, and this year you won almost 6 half marathon in Italy, and maybe next week will be number 7 in Ravenna. Yes, I'm glad for this year. Also, I'm going to work extra hard so that next year I can run even 59. Bene, questa domenica ha vinto quindi quest'oggi la sesta, domenica prossima probabilmente vincerà anche a Ravenna, sarebbe la 7ª vittoria dell'anno, ma il suo obiettivo è correre in 59 minuti l'anno che viene, il prossimo anno. Viene dall'Etiopia la vincitrice della Maratonina dei Borghi 2022, il suo nome è Asmera Wolkeba, è mamma di 2 bambini. Dopo aver vinto 2 settimane or sono il Giro dei Tre Monti a Imola, gara classica del panorama podistico italiano, si imposta quest'oggi sul traguardo di Pordenone con un buon tempo 1:14:23. Ricordiamo il suo record personale ottenuto alla corsa di Vinovo, 1:12:10. The second time you come in Italy this year is very good for you. You have improved a lot. Yes, because I work training Ethiopia, hard training, is good condition. Era già venuta in Italia in primavera ma non era in forma, adesso dopo essere ritornata in Etiopia si è allenata nuovamente bene, diciamo, e quindi questa seconda volta che è arrivata in Italia quest'anno i risultati stanno arrivando. Next week where you will run in Crema? Yes, Crema. Prossima settimana un'altra mezza maratona, questa volta a Crema in Lombardia, dove ci auguriamo possa raccogliere ancora delle soddisfazioni vincendo oppure ottenendo comunque un tempo di rilievo. Le premesse ci sono tutte, rimarrà in Italia fino al mese di dicembre, quindi pensiamo che possa regalare ulteriori soddisfazioni a se stessa e ai suoi tifosi. Vediamo ora vincitrici e vincitori delle diverse categorie per fasce d'età. Promesse Antonella Franco, Aldo Moro Paluzza e Filippo Spigariol, Atletica Ponzano. Senior Asmerawol Bekele e Dickson Nyakundi. 35 anni Marta Purinan, New Team, e Steve Bibalo, Sportiamo. 40 Alessandra Fior, Rancard, e Michele Borin, Atletica Mottense. 45 Ilenia Forlin, Amici di Lutrano, e Giovanni Iommi, GP Livenza Sacile. 50 Alessandra Dal Santo, Atletica Mottense, e Alberto Serena, CUS Udine. 55 Marilena Dallanese, GP Livenza Sacile, ed Ezio Poianai al Micco Corse. 60 Loredana Zamuner, Atletica Mottense, e Danilo Giovanni De Conti, GS Mercurius. 65 Maria Teresa Andreos, Azzano Runner, ed Emanuele Bellomo, Atletica Mottense. 70 Giorgio Castellarin, CUS Udine. Abbiamo raccolto all'arrivo i commenti e le impressioni di altri runner, sentiamoli. Volevo fare una gara veloce, diciamo. Ho preso questa in considerazione questa mezza perché domenica voglio andare a fare la maratona di Ravenna e quindi ci stava
una mezza un po' veloce è che sì, non avevo mai corso a Pordenone ed è abbastanza, diciamo, rognosa con dei saliscendi, quindi un po' diciamo sì, non si fa il tempo, però sono contento di questo risultato, 1,16 alto, però dai, contento. È stata la mia prima mezza 2 anni fa ed è la terza volta che la faccio sempre volentieri. Un bel giro, non velocissimo, però piacevole, vario, un po' vallonato. E l'idea quest'anno è di provare a fare il personale a Palmanova o a Cittadella, quindi questa era una gara in preparazione fatta a ritmo regolare e niente, sono contento, bello così, sempre la città è bella, oggi giornata splendida, clima perfetto, non troppo caldo, non troppo freddo, umidità giusta, condizioni ideali per fare il tempo. Sono molto emozionata perché sono arrivata prima, un risultato assolutamente inaspettato. È la mia terza partecipazione alla Maratonina di Pordenone, è la prima volta che sono arrivata prima e è una bellissima gara, il tempo era perfetto, un bellissimo saliscendi anche grazie alle persone che sono state con me e che mi hanno supportato fino alla fine. Faccio parte dell'Atletica Leone San Marco che purtroppo da quest'anno è l'ultimo anno insomma, che esiste questa associazione, mi ha sempre supportato in tutte le gare che ho fatto dall'inizio, da 5 anni a questa parte, quindi li ringrazio anche per il supporto. Ciao a tutti, io sono Alessandra in arte sport vitale, sono una triatleta e ho finito la mia stagione agonistica, però un mio carissimo amico di Pordenone mi ha invitato a questa manifestazione meravigliosa. È la mia prima esperienza, pensavo di non avere più le gambe, invece è andata molto bene, manifestazione organizzata benissimo, gli scenari pazzeschi e soprattutto il clima. Ho chiuso con 1,35, mi sono posizionata non assoluta, però è stata veramente tosta e sono felicissima perché questa sarà l'ultima gara di stagione e si riprenderà il prossimo anno. Un saluto a tutti e buona sport, ciao! Il segreto del fascino della maratonina pordenonese sta nell'immersione dei runner nei magnifici borghi e nel parco della città di Pordenone. Dal centro storico della città, tra gli antichi portici e i palazzi affrescati, si passa per i borghi di Torre, Borgo Meduna, San Gregorio, Cappuccini e Villanova. Il tracciato è interamente asfaltato, tranne un breve tratto sterrato nei pressi dei laghetti di Rorai. Una scelta che penalizza un po' il lato tecnico, ma serve a promuovere le bellezze del territorio. L'obiettivo degli organizzatori in questo senso è raggiunto. Per trovare una più nutrita partecipazione servirà ancora un po' di tempo, perché chi fa bene prima o dopo sarà premiato. Alla cerimonia di premiazione erano presenti, a fianco dei presidenti Sgrazzutti e Aldo Vignocchi, l'assessore allo sport del comune di Pordenone Walter De Bortoli, Romolina Santin in rappresentanza del Panathlon Pordenone, il professor Renzo Dalforno, olimpionico di salto in alto a Monaco di Baviera 1972, il già azzurro Salvatore Bettiol, bronzo in Coppa del Mondo di maratona a Seul 1987, e il direttore tecnico del comitato organizzatore Roberto Belcari. È tutto per questa settimana, grazie per il fedele ascolto, arrivederci a lunedì prossimo.